Ore febbrili in comune a Limena, dove il sindaco Stefano Tonazzo sta cercando veramente di fare sintesi sulle varie indicazioni che arrivano dalle autorità regionali, in particolar modo da quelle sanitarie. Intanto ci sono delle buone notizie, e cioè i presenti all'interno del distretto sanitario di Limena, nel momento in cui è stato conclamato il primo caso, il paziente 1 di questo cluster, sono risultati tutti negativi al test. Ci sono in totale 7 residenti a Limena, un minore non residente nel comune coinvolti, e su questo si stanno man mano facendo prendendo tutti i provvedimenti del caso. I numeri intanto sono importanti. Tecnicamente le informazioni in mio possesso parlano di un positivo attualmente ricoverato in ospedale e 6 in quarantena fiduciaria domiciliare, quindi i casi a Limena sono 7. E poi probabilmente c'è un'interpretazione diversa, perché c'è un minore che non è residente a Limena, ma che in qualche modo frequentava Limena, e quindi a seconda di come vengono dati i numeri, quindi si parla dell'8° caso, però i nominativi in mio possesso appunto si parla di 6 più 1. Ecco, allora parliamo adesso del minore. Si tratta di una bambina, ormai è un dato risaputo, di 8 anni, e lei frequentava invece una scuola primaria del suo comune. E vengono adottati dei provvedimenti in questo momento relativamente a questa scuola, e se si può sapere anche il nome della scuola. Allora, assolutamente sì, la scuola verrà sanificata. Sono in collegamento, ovviamente quasi ogni ora ci sentiamo con l'ufficio igiene del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 6, e che mi è già stato comunicato che in questo momento i genitori dei minori che erano in classe con la minore vengono contattati per triage telefonico per presenza eventuale di sintomi, ma non viene fatto automaticamente il tampone. Verranno messi in quarantena fiduciaria solo i minori, non i genitori. Mentre la scuola verrà cautelativamente chiusa. Sto aspettando il decreto del governatore Luca Zaia, l'ordinanza, chiedo scusa, che dovrà dirmi eventualmente per che periodo chiudere la scuola. L'ufficio igiene avevamo fatto una valutazione, ma ripeto, questo è solo un dato perché ormai le famiglie si organizzano attorno al 10 marzo. Ok. Quindi la scuola è chiusa, si tratta di una scuola primaria, non c'è un nido, non c'è... No, scuola, sì, lei me l'aveva chiesto, comunque si può dire, è la scuola Francesco Petrarca di Limena. Sono circa 180 frequentanti e quindi 180 famiglie, gli allunghiamo le ferie, che non è una battuta, però vorrei anche sottolineare che Limena non è in quarantena, che stiamo gestendo la questione, è assolutamente sotto controllo. Tutti i casi, a parte il ricoverato, sono asintomatici e stanno bene. Grazie a Dio, soprattutto la bambina sta bene. Quindi cerchiamo di tranquillizzarci, i locali sono aperti, i supermercati sono riforniti, le aziende stanno lavorando. Ovviamente la fobia fa la sua parte, però cerco di dare un messaggio di serenità e di tranquillità. Ecco, lei stesso è qui praticamente H24, in contatto costante con le autorità regionali. Non l'hanno abbandonata in questo momento, sindaco? No, assolutamente no. C'è stato un primo momento di caos, ma il caos era dovuto proprio alla difficoltà di capire se quello che si stava attuando a Vo era effettivamente un qualcosa che dopo potesse funzionare anche per gli altri comuni cluster. E adesso devo dire che da 48 ore, nelle ultime 48 ore, siamo assolutamente in contatto, e ogni volta che alziamo un telefono ci rispondono. Guardate, non voglio far politica, ma devo dire che la persona più disponibile in questo momento è il governatore Luca Zaia, che in qualsiasi ora io lo chiamo e lui mi risponde, e non so come faccia.